Martedì di giovanissimi amici della Wii Sport dal Garden Sport di Mili, 23esima giornata del campionato regionale per il girone C. Siamo pronti a raccontarvi della sfida tra Città di Messina e Nuova Rinascita. Da una parte padroni di casa, la formazione di mister Fiumara, che la scorsa giornata ha perso per 1-0 nel derby contro la CR Messina. Turno di riposo invece per la formazione della Nuova Rinascita. Adesso le due squadre sono divise da 2 punti. Al settimo posto il Città di Messina, all'ottavo posto la Nuova Rinascita Patti. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori e partiamo da mister Fiumara, che schiera Frisone, Pellizieri, D'Angelo, Panetta, Venuti, Gugliandolo, Maiorana, Scarfì, Auliera, Maceli, Gemellaro. D'altra parte risponde a Nuova Rinascita con Milone, Olivo, Collorafi, Cannizzo, Saia, Donzi, Scarbaci, Crisafulli, Scardino e Cipriano. Maglia rossa, pantaloncini blu e calzettoni bianchi per i Città di Messina, maglia azzurra e inserti blu scuri invece per la formazione della Nuova Rinascita, che batte il primo pallone attaccando da destra verso sinistra in questa prima frazione e viceversa. Il Città di Messina ha subito un'occasione dopo 9 minuti, c'è un calcio di punizione affidato al destro di Maurelio Maceli, parte il numero 10, deviazione di Milone, arriva Ugliera ed è il gol dell'1-0 del Città di Messina. Alla prima occasione la formazione di Fiumara è riuscita a sbloccarla, calcio di punizione di Maceli, deviazione da parte di Milone, c'era appostato lì Ugliera che non ha sbagliato. Posizione dubbia di fuori gioco per l'attaccante di mister Fiumara, fatto sta che il Città di Messina si è portato in vantaggio. Dall'altra parte però subito risponde però la Nuova Rinascita con questa azione sull'out Mancino. Il pallone viene controllato in qualche modo dall'attaccante della Nuova Rinascita, palla dentro, conclusione alta però da parte del numero 9 Crisafulli, che ci ha provato. Poco dopo calcio d'angolo ancora per la Nuova Rinascita. Il colpo di testa però va alto sulla porta, difesa da Gaetano Frisone. Inquadrato qui ancora un calcio d'angolo per la formazione della Nuova Rinascita. Sfiora il gol, in questo caso nuovamente Crisafulli, che manda di poco al lato da buona posizione. Poi c'è un calcio di punizione, va a smanacciare Frisone allontanando il pallone calciato da Cannizzo. Città di Messina che prova a riorganizzarsi, qui Venuti manda il pallone in verticale, è ottima la sfera che però trova la deviazione da parte del portiere Milone, che allontana sul possibile conclusione da parte di Oliera. Poco dopo finirà anche il primo tempo, infatti fischia 2 volte il direttore di gara e manda le due squadre negli spogliatoi. È 1-0 Città di Messina, gara che potrebbe valere molto nella corsa playoff della formazione giallorossa, assegnato a Oliera dopo 9 minuti. Città di Messina che si riorganizza nella seconda frazione, c'è il primo cambio, infatti esce con il numero 11 Gemellaro ed entra con il numero 16 Frigione. E la Nuova Rinascita però ad avere le occasioni più importanti del secondo tempo. Qui Panetta deve liberare in calcio d'angolo, bravissimo il capitano del Città a evitare quei peggiori alla sua porta. Poi la Nuova Rinascita ancora sull'out di destra crea grossi pericoli, il pallone dentro al tu per tu con il portiere, c'è Scardino che però non trova la deviazione giusta, la sua conclusione va lenta tra le braccia di Frisone. Poco dopo dal nulla il Città di Messina ha un'altra clamorosa occasione, Auliera tu per tu con Milone, si fa ipnotizzare, è un miracolo quello del portiere della Nuova Rinascita che va a scongiurare la doppietta dell'attaccante di mister Fiumara. Dal calcio d'angolo successivo il pallone viene messo dentro, c'è la conclusione di testa da parte del numero 7 Roberto Maiorana, che però manda il pallone alto sulla traversa. Ancora un cambio per la formazione giallorossa, infatti esce con il numero 6 Gugliandolo, entra con il numero 14 Emanuele Spadaro. Poi la Nuova Rinascita ancora sull'out di destra, sempre con il proprio numero 10 Scardino, che prova a entrare in area di rigore, viene steso così, calcio di rigore per il direttore di gara. A 1 dalla fine la Nuova Rinascita ha l'occasione per pareggiare. Qui però il nostro replay è impiedoso nei confronti del direttore di gara, sembra palla piena quella colpita dal difensore del Città. Sul punto di battuta ci va Scardino, il suo destro è angolato, Frisone riesce solo a intuire e Scardino trova il gol del pareggio al primo di recupero. La Nuova Rinascita riacciuffa il Città di Messina grazie al proprio numero 10 Scardino, che poco dopo avrà l'occasione clamorosa addirittura per portare i 3 punti in casa. Nuova Rinascita ha tutto il tempo per controllare, si divora un'occasione clamorosa il numero 10. Di lì a poco arriva il triplice fischio, finisce 1-1 tra Città di Messina e Nuova Rinascita. La formazione giallorossa si fa beffare proprio all'ultimo su calcio di rigore. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.